Sono Vincenzo Sarno, ho 30 anni. Il mio primo ricordo è sicuramente giocando sull'asfalto lì nel mio quartiere a Napoli. La prima partita vista allo stadio, ne ho viste tante, andavo a vedere mio fratello più grande che lui giocava nel Napoli. Non ho mai avuto un giocatore a cui mi ispirassi. Da napoletano ti dico che il dio del calcio è uno solo, è Maradona. Poi che mi ispiro tuttora nessuno. Mi piace tanto che adesso non è più in Italia, Giovinco. No, conoscevo Padova perché ci ho giocato contro qualche anno fa in Serie B con la Regina. Conoscevo lo stadio, poi so il blasone della squadra. Padova come città me ne hanno parlati tutti benissimo, non conoscevo la città, poi conoscevo tanti giocatori che ci gioca adesso. L'avversario più forte che ho incontrato, ne parlavo proprio qualche giorno fa con Bubu a Pelinghieri. Secondo me il giocatore più forte che ho incontrato è stato Paulinho, che allora giocava a Livorno, io con la Regina in Serie B. La gioia più grande sicuramente è stata la vittoria del campionato dell'anno scorso, che è stata quella più sentita, quella più voluta, quella più sofferta, che sono stato 4 anni a Foggia, quindi ne ho vinti altri 2 di campionato, di Lanciano e Entella, però quello di Foggia sicuramente è stata la gioia più bella. Rimpianti non ne ho sinceramente. Io credo che se ho fatto quella scelta lì è perché in quel momento lì era la scelta giusta per me, però quindi nessun rimpianto. A parte il freddo, che avevano ragione che fa freddo, che non ero abituato, che Padova è veramente bella, cioè, mi dicevano che era bella, quindi ho avuto la fortuna di prendere casa in centro e sto veramente da Dio. Sui tifosi del posso dire, ho già detto la settimana scorsa o 2 settimane fa che sono calorosi come una piazza del Sud. Io mi ricordo il Padova che riempiva lo stadio, quindi spero che capita più presto. Non lo so dove mi vedo tra 10 anni, non lo so, non ci voglio pensare. Sicuramente a casa a recuperare il tempo perso per giocare con i miei bambini. L'ultima domanda, cosa per te è la felicità? Vincere il campionato quest'anno.